Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare un paio di aggiornamenti relativi alla panchina del Napoli e relativi al calciomercato con un giocatore che il Napoli sta seguendo direttamente dalla Premier League. Detto questo, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora, signori, partiamo dalla panchina. Fra un mese Aurelio De Laurentiis e Conte si incontreranno per capire cosa fare del futuro del Napoli. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato di un Aurelio De Laurentiis che vorrebbe accontentare Conte sul mercato e investire pesantemente appunto la prossima estate, spendendo addirittura una cifra vicina ai 200 milioni che sembrano tantissimi, ma se ci pensate, dopo la vendita di Osimhen e Kvaratskhelia, insomma, è una cifra assolutamente alla portata del nostro Napoli. Questo per consegnare a Conte una rosa più completa, anche in vista della partecipazione al Napoli alla prossima Champions League. Per quanto riguarda il mercato, invece, vi segnalo che Lobotka è in uscita, per 40 milioni può lasciare il Napoli. Il giocatore, dopo diversi anni, vorrebbe cambiare aria e Aurelio De Laurentiis e Manna hanno stabilito ecco, i 40 milioni di euro. Vedremo cosa ne sarà. Conte ovviamente la prossima estate fondamentalmente rivoluzionerà la nostra rosa, quindi dopo Kvaratskhelia potrebbe lasciare anche Lobotka e Anghissa, ma con quella cifra ci potremmo rifare il centrocampo. Detto questo, signori, seconda pillola di calciomercato, come vi dicevo nell'intro del video, vi segnalo un forte interesse del nostro Napoli per Hudson Odoi, del Chelsea, autore finora di 5 gol e 3 assist in stagione. È un classe 2000 molto giovane e scadenza con il Chelsea nel 2026. Rappresenta un'ottima occasione di mercato, ovviamente un giocatore, una punta molto giovane da però vista come ecco, una chiusura, no? Come completare ecco, un attacco formato già però da elementi di esperienza come Lukaku e magari non so un Lorenzo Lucca dell'Udinese. Quindi attenzione anche a Zonodoi nel mirino del Napoli che se la sta giocando, da quello che ci risulta, con la Roma di Claudio Ranieri. Detto questo, ditemi cosa ne pensate di Conte e del mercato che Aurelio De Laurentiis vuole fare, cosa ne pensate di Lobotka e se conoscevate Hudson Odoi. Grazie per essere stati con noi.